O troppa poca pioggia o troppa pioggia. Il Meteo 2019 sembra finora non avere mezze misure e quando le gocce vengono pure giù violente, come nelle scorse ore, l'agricoltura si ferma. I terreni sono diventati inaccessibili ai mezzi agricoli proprio quando, per la tanta pioggia caduta prima, tra fine aprile e tutto maggio, servirebbe fare dei trattamenti. La situazione è molto critica, cadiamo in un periodo in cui ad esempio i frutteti giungono a maturazione, io sono olivicoltore e sicuramente tutta questa pioggia ha danneggiato gravemente l'impollinazione degli olivi, quindi non so a quale stagione poi andremo incontro da un punto di vista produttivo, sicuramente molto compromessa. Abbiamo dei seminativi che ormai sono ridotti a delle risaie, in alcuni casi la coltivazione è gravemente compromessa. I terreni in questi giorni non drenano, i fossi sono colmi o molto alti. Si sta aspettando il primo sole stabile per salvare il salvabile, come nei vigneti. In questo momento per i cereali sicuramente agricoltura ferma, per altri prodotti, produzioni, magari agricoltura ancora in movimento, per esempio per i vigneti c'è una rincorsa a fare i trattamenti perché purtroppo con questa umidità c'è maggiore malattie ai fungini. Adesso le previsioni danno buon tempo per tutta la fine settimana, con un weekend anche addirittura estivo, per cui speriamo che da lunedì martedì riuscire a entrare nei terreni. Gli agricoltori vicentini potranno così dare il via ai trattamenti non previsti per loro, ma anche per il consumatore dei loro prodotti, aumenti di costi in vista.